blocco di corruzione alla base del tecnocratico. No, questa non deve essere una cosa che duri nel tempo, perché non parlo di cittadini senegalesi, parlo di stranieri in generale, perché accusa anche il governo di destra, perché questo è il frutto di 10 anni di politica di destra che hanno fomentato razzismo, hanno degenerato il clima sociale. Quindi io non accuso questo, accuso direttamente il governo che c'è stato, perché quando un ministro della Repubblica si permette della televisione pubblica di dire spariamoli, figuriamoci la povera gente. E questo l'abbiamo sentito dai leghisti, fascisti, nazisti, e sappiano che le figlie migreranno. Noi non abbiamo paura, siamo gente pacifici, siamo calmi, ma non abbiamo paura. Siamo felici, ma non abbiamo paura. Io a nome mio, tutta la comunità della Toscana, che ringrazio tutti voi. Quindi non parlo a nome mio, parlo a tutto a nome della comunità che vi dice un sentito grazie. Però vi chiedo anche aiuto. Se noi sabato riusciremo a fare una bella manifestazione ordinata, avremo vinto. Dobbiamo evitare alle provocazioni, perché avete visto i soliti violenti vengono qui, spaccano la città. No, questo non lo vogliamo. Noi vogliamo fare una marcia silenziosa di denuncia, dopodiché la rete fiorentina, come sempre saprà reagire. Con delle politiche, noi faremo una pressione alle politiche in modo che cambino atteggiamento, perché oramai siamo arrivati a un punto di non ritorno. Proclami politici soltanto non basta, lo vogliamo vedere i fatti. Con questo chiudo e vi ringrazio a tutti. Vorrei ricordare a tutti che la Costituzione della Repubblica che vieta la ricostituzione del partito fascista e punisce l'apologia di fascismo e di razzismo. Diritti di cittadinanza per tutti, no al fascismo, no al razzismo.